I coniugi Migliorini ripercorrono quel giorno, consapevoli che nonostante il bottino ingente che il ladro ha rubato, è andata bene, perché la figlia è rientrata prima, aveva dimenticato a casa il portafoglio, quasi incrociando il malvivente. Per fortuna che non è successo niente a alla ragazzina, più che altro che è entrato e quando siamo andati a controllare in bagno c'era questa forbice proprio grande così, che sembra che lui l'ha appoggiata, ha detto se magari mi prendono colpisco. Il ladro probabilmente teneva sotto controllo la famiglia, sapeva che tutti erano usciti e la casa a 2 piani era vuota. Ha scavalcato questa recinzione. Se tu guarda bene c'erano por dentro c'erano delle Sì? impronte. Ah. Lui, questa finestra era in ribalto, lui è cavalcato là, non so come è riuscito a fare, aprire perché la finestra era semiaperta, no? Sì. Pac, è entrato, è andato subito per le scale, è andato in camera mia, ha portato tutto quello che ha preso. È fuggito portandosi via orologi di pregio e vari gioielli per un valore di 40.000 euro. Questa persona è andata proprio colpo sicuro. È andato colpo sicuro, qua sotto c'era il comodino aperto e ha portato via il primo orologio che c'era lì e dopo subito di sopra. E ha fatto tutto con cura perché la camera era proprio perfetta, non è che ha fatto proprio con cura. Quell'arco di 20 minuti lui ha svuotato tutto. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il ladro. Da alcune testimonianze era un giovane giubbotto nero, felpa con cappuccio scuro, il volto scoperto. È andata bene, ci dice l'imprenditore, ma il problema è un altro. La pena, perché quando devono essere presi devono fare una pena certa e la devono fare e non la fanno. E per cui continuano a rubare, continuano a delinquere, continuano a colpire le persone più deboli. Poi aggiunge. Non possiamo difenderci, se sul ladro viene a casa, io ho un'arma, posso difendermi? Devo prima essere colpito e poi devo reagire. Nel frattempo sono morto. I figli ora sono terrorizzati, ci dice la nonna. I bambini sono traumatizzati. Se tu vieni del bagno e non te vedi, mi fanno così. No, no, e tienen paura. Proprio i bambini stanno traumatizzati.